Quanto è stato impegnativo organizzare questo evento? Allora, innanzitutto era un nostro sogno nel cassetto, abbiamo iniziato a dicembre ad organizzare, ora siamo a marzo, quindi 4 mesi abbastanza impegnativi. Abbiamo contattato tante scuole di tutta Friuli Venezia Giulia che per fortuna ci hanno risposto e abbiamo avuto molte adesioni, siamo più di 100 che stiamo partecipando all'evento. Grazie anche a Roberta Clericuzio che ci ha aiutato una grande mano con l'organizzazione, che senza di lei sarebbe stato ancora di più impegnativo. Comunque l'abbiamo fatto con tanto piacere, quindi alla fine l'impegno è stato ripagato, grazie anche alla mia amica Anna Trost che mi ha dato, cioè ci siamo date una mano insieme. Conoscevate già le istituzioni europee? È stata una sorpresa organizzare questo evento da questo punto di vista? Che rapporto c'è tra giovani e istituzioni europee? Allora, inizialmente i giovani hanno una basica conoscenza delle istituzioni europee già dall'ambito scolastico. Noi ovviamente conoscevamo già le istituzioni perché facciamo parte di questa associazione che è volta a sensibilizzare i giovani verso queste istituzioni, quindi anche a farle conoscere cosa effettivamente fa l'Unione Europea, perché nel momento in cui un ragazzo va a dibattere su un problema e deve trovare una soluzione, lui deve anche guardare qual è l'istituzione europea che si occupa di risolvere questo problema, a chi posso chiedere dei fondi, a chi ha il potere di fare questa cosa, quindi è anche volto a appunto una sensibilizzazione da questo punto di vista. E ovviamente anche le persone che si occupano della parte accademica della sessione fanno dei corsi, allenano poi i facilitatori insegnando appunto anche il ruolo preciso delle varie istituzioni affinché poi i facilitatori possano anche a sua volta insegnarlo ai delegati. In una battuta, qual è la risoluzione a cui tieni di più? Fem. Forse perché, insomma, femminismo, mi sento un po' femminista, ecco. E tu? Cult, quindi cultura per i ragazzi. Dottoressa Clericuzio, qual è stato il ruolo della Regione in questa iniziativa che per la prima volta si svolge a Udine? Ma la Regione è ovviamente orgogliosa di ospitare i ragazzi in questo auditorium, peraltro molto bello perché è sede istituzionale, quindi l'esercizio dei diritti in questa sede rende noi ovviamente più orgogliosi di quello che stiamo facendo, perché ci deve essere condivisione soprattutto con i ragazzi che devono introdursi in una riflessione sulla democrazia, sulle consultazioni e sull'importanza anche della politica in tutto questo, immagino.